Monitorare gli eventuali effetti sulle persone e sulle produzioni agricole dell'inquinamento da FAS, le sostanze perfluoroalchiliche, che è stato appurato hanno contaminato parte del territorio vicentino, veronese e una parte della bassa padovana. La Regione Veneto ha varato un piano di sorveglianza sulla popolazione esposta ai FAS ed un piano di campionamento per l'analisi degli alimenti, stanziando un ulteriore finanziamento di 400.000 euro. 2 interventi che per il primo anno di applicazione costeranno circa 3 milioni di euro. Una volontà precisa, quella del presidente Zaia e dell'assessore alla sanità Coletto, di procedere nell'attività di verifica e controllo dopo la messa in sicurezza degli acquedotti una volta accertata la contaminazione. Ora si vogliono vedere gli effetti sulla salute e sull'ambiente di queste sostanze di derivazione industriale. Lo screening sulla popolazione interesserà 85.000 persone, parte dal presupposto che la popolazione esposta ai FAS possa avere un maggior rischio di incorrere in malattie croniche. Secondo alcuni studi, i FAS possono modificare il metabolismo glicidico e lipidico e pertanto essere un adiuvante per lo sviluppo di patologie croniche. L'area rossa individuata dal modello regionale comprende 21 comuni tra le province di Vicenza, Verona e Padova ed è stata redatta sulla base della contaminazione delle acque superficiali e profonde. Si tratta di persone tra i 14 e i 65 anni. La fase operativa del monitoraggio sarà coordinata dall'US 5 Ovest Vicentino. I singoli cittadini saranno convocati con periodicità biennale. I dati saranno raccolti attraverso un sistema informativo regionale Screening FAS, con il quale ottimizzare tutto il processo dell'indagine, dagli inviti alla registrazione dei referti, agli invii dei risultati e all'elaborazione degli indicatori di salute più rappresentativi. Per la popolazione target gli esami saranno totalmente gratuiti. Per gli alimenti invece l'obiettivo è quello di analizzare la presenza nelle principali produzioni agrozootecniche delle aree a rischio e individuare i livelli di sicurezza di tali contaminanti negli alimenti. Il campionamento coinvolge sia le aziende familiari che industriali, rispettando però la stagionalità delle produzioni interessate dal piano.